trapanese fatte a Torino, guardatele, alcune sono già infarinate, altre sono già secche, pronte per essere cotte con un bel pesto trapanese o con un bel pomodoro, un ragù, quello che volete voi. Ciao, ciao! Dalla cucina del Music Chef Titanich, guardate le mie busiate, la mia pasta fatta in casa, le mie busiate fatte in casa, il ferretto, al ferretto, al legnetto, scusate la mia tosca, guardatela appena uscite, guardate le loro cure, le loro notità, le loro mistificosità, le loro casità, la loro casalinghità. Guardate che bella, guardate come si diffonde l'odore del basilico. Ciao ragazzi, buon appetito!